visitatori tiene il passo con Parigi. Ogni giorno arrivano in media 80.000 turisti con punte di 140.000 nel weekend. Ma l'aumento dei turisti è direttamente proporzionale purtroppo al calo dei residenti. Negli ultimi 30 anni gli abitanti di Venezia si sono praticamente dimezzati e oggi per ogni veneziano residente ci sono 2 turisti e nei fine settimana anche 3. È un turismo che è in gran parte fatto al cosiddetto mordi e fuggi. Poche ore per una fotografia a San Marco e di nuovo a bordo di quei palazzi galleggianti, quelle navi da crociera che attraversano quotidianamente la laguna. Nonostante sia del tutto fuori luogo che simili navi si accostino ad una delle città più fragili del mondo, ancora oggi hanno il permesso di ancorarsi a pochi metri da Piazza San Marco. Per quanto tempo ancora dovrà Venezia sopportare le onde di questi colossi? Venezia, un qualunque giorno d'estate. Alle 10, solo in Piazza San Marco si contano già 2000 turisti. Un fiume di persone che non passeggia, marcia sulla città. Vittime inconsapevoli di un gran tour schizofrenico nel quale Venezia viene dopo Roma e immediatamente prima di Firenze. Il turismo a Venezia c'è sempre stato. Il problema di adesso è che è un turismo strano e sbagliato, nel senso che intanto è troppo invadente. È un turismo che supera come quantità quello dei veneziani che ci abitano. Il turismo ci fa guadagnare, ma contemporaneamente espelle dalla città tutte le attività che sono per gli abitanti, perché sempre più turismo, quindi sempre più alberghi, più ristoranti, più attività legate al turismo e quindi sempre meno servizi al cittadino stanziale. Le navi partono da chissà dove, vanno in giro per il Mediterraneo, poi entrano alla bocca di porto del Lido, che è laggiù, e passando davanti a Piazza San Marco e si infilano nel canale della Giudecca e arrivano alla stazione marittima. Il problema è dove farli passare, se devono passare, ci sono dei comitati che dicono no, le grandi navi non devono passare in laguna. Io sono mediamente d'accordo, il tentativo ormai è di far diventare Venezia una Disneyland. È un turismo che per la maggior parte non lascia niente a questa città, nel senso che arrivano con lo zainetto, con il panino nello zaino e una bibita di cui buttano poi da smaltire in giro lasciando i costi ai veneziani le immondizie, e il turista russo, cinese, si compra più volentieri a 3 euro un pezzo fatto in Cina senza sapere che neanche, non riconoscere che non è una cosa di qualità, è fatta a macchina, è brutta, non è bella, non ha la sensibilità dentro, copiata in quel modo, e non compra le cose fatte da quei pochi artigiani veneziani che ci sono. Allora, adesso andiamo a San Bartolomeo e lì è installato il nostro contatore elettronico che conta gli abitanti che in questo momento ci sono a Venezia. Nel 2008 erano 61.704, adesso siamo nel 2013 e come possiamo vedere abbiamo 57.980. E mentre i cittadini scappano, i turisti continuano ad arrivare. Ma non sarà facile liberare la laguna dalle grandi navi. Il porto dà lavoro a circa 18.000 persone, tra occupati diretti e dell'indotto. È l'unica industria di Venezia. Il rovescio della medaglia, traffico marittimo e moto ondoso. Un rischio per l'ambiente che può portare anche ad incidenti mortali, come è accaduto di recente. Ma i problemi di Venezia non si fermano al passaggio dei giganti del mare. Lo spopolamento della città ha molto più a che fare con le speculazioni immobiliari ed economiche che con l'assalto dei turisti. A Venezia ci sono circa dai 5.000 alle 10.000 case sfitte. Chi è proprietario di un immobile qui a Venezia preferisce usarlo per fini turistici piuttosto che darlo a una famiglia veneziana. All'inizio degli anni 60 la mia famiglia ha deciso di trasferirsi in terraferma e per motivi economici, nonostante ci sia sempre stata questa volontà di tornare qua a Venezia, non siamo mai riusciti a
portare a termine questo piccolo sogno, e anche adesso che sono cresciuto, che ho famiglia e vorrei tanto tornare qua, proprio per motivi economici, questo sogno non si può ancora realizzare. Addirittura la categoria più rappresentativa di Venezia, i gondolieri, un gran numero di loro abitano in terraferma e fanno i pendolari su e giù ogni mattina per venire a lavorare. Sta affittando la casa a qualcuno, un abitante in più forse. Il futuro di Venezia è quella che essa sia vissuta. Allora avrà un futuro. E adesso abbiamo poco più di 50.000 abitanti, io credo che Venezia dovrebbe avere 100.000 abitanti. E chiunque viene a vivere qui a Venezia deve sentirsi e comportarsi da veneziano. Un cambio di prospettiva che potrebbe arricchire residenti e turisti, scoprire la città senza fermarsi solo a Rialto e San Marco per trovare i tanti tesori che Venezia nasconde, come il Museo dell'Accadoro. Venezia così com'è ce la dobbiamo conservare col suo sistema naturale com'è, perché per Venezia il suo petrolio, il nostro petrolio, è questa città così come è stata costruita. Dobbiamo conservarcela così. Guai per sfruttarla 3 anni, 10 anni, 20 anni per un interesse economico immediato, comprometterne il futuro. Anche oggi siamo andati in cerca di petrolio, un po' l'abbiamo trovato, un po' purtroppo ce l'hanno già preso quelli che lo hanno saputo utilizzare meglio di noi. Il cuore pulsante dei nostri centri storici, della bellezza accumulata in generazioni, è ancora il nostro vanto. Dobbiamo difenderli facendo sistema, dobbiamo difenderci dalla burocrazia che soffoca l'iniziativa, dobbiamo insomma ritrovare l'orgoglio del marchio Italia. Allora anche venerdì prossimo su Rai 1 venite con noi alla stessa ora, andremo alla scoperta di